Ladri senza scrupoli che colpivano malati di tumore incapaci di difendersi. La coppia di nomadi era specializzata nel rubare i bancomat ai pazienti ricoverati nei reparti dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Gli agenti del posto di polizia dell'ospedale hanno denunciato marito e moglie, due rom che vivono al campo di Zelarino a Venezia. Ad incastrarli le immagini delle telecamere. Nel mese di dicembre avevano portato via 17.000 euro prelevati dal bancomat sottratto ad un paziente ricoverato allo IOV, mentre ad ottobre avevano rubato 2.300 euro ad un infermiere. Conoscevano la dislocazione del reparto e si muovevano come a casa loro, e lo dimostra il fatto che non sono mai stati scorti e soprattutto che non sono stati mai notati o visti dal personale dell'ospedale. Per il momento sono due i colpi attribuiti alla coppia di nomadi già conosciuti alle forze dell'ordine per reati simili commessi nel veneziano. Per questo avevano l'obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Mestre. Ora, alla luce di questi nuovi episodi, la misura potrebbe aggravarsi. Sicuramente adesso l'autorità giudiziaria rivaluterà la loro posizione anche ai fini di una eventuale misura più incisiva e afflittuale.